curiasi sapere come, è un misterio. Un misterio e un miracolo in su matessi tempus, che è su misterio de sa veraula poesia che nasce da inudda e pare che torrede a su nudda, ma a su nudda non torrada, e il miracolo de sa creazione poetica, de sa lingua che neschi più de noisi, e noi non la potremmo comandare, che comandatissa, però a volte scomandiamo noi spuro. È un misterio esa poesia, è gusto che manco los cantadores che la criana in pagos segundos, ischini sa da essere bella o vea, sia da piagere a sa gente o non la da piagere. Sempre gai, da esa vizzemia a sus ultimos annos. Che chiesera una sentinella e a minde d'oro a pesare a Sarea da chi cado una buona comunella che in questa sala forma sa platea ma noi scorsi mandato parte bella così toccato mia parte vea ma non può essere manco a cara trista da chi so come una ambientalista. Sia sesordiu a monna du bastugere narre calamos postu vrimu si offertu bosa mosa antipastu e como a mosa dare subrimu con volontà de Deo e con animo come aiuto a te unudastu e si spera e mi vaghere onore a da chi fatto mani speculatore. Seus con Egidio Mammeli in Seui in su intervallo da intro del suo primo e del suo secondo tema. In Seui sa gara esti sempre stati presenti, no? A tu, quando intendisi in Seui l'ompe di sa gara poetica, e ta derriba da nis intragnas? Prima sì, quando c'erano tre poeti, c'era Soggio, c'era Piras, c'era di Soggio, mi pragia da tanti, tenia da, io sottava sprena, cominciate questa prima rima fino all'ultima inerente a suo tempo. Fu questo che preferias a Soggio, intro dei poeti? Soggio, no, Piras. Piras? Stavo di ironico, invece quello fu serio e non ti vai a derrire, mancai. Tu sei fino a poeta, no? Perché una cosa ti da scantata a gioco, no? Però prima buffaia, ma non buffo più. Ecco, scusa. Seus con Peppe e Nonnis, che dessa gara poetica in bidda è sta parrau uno dei ultimi averu affezionato, no? Ma han cantato questo di uno tempus. E ti ha ricordata a tu sa gara poetica quando è arrivata da bidda? Ti ha ricordato tu, sono usciti? Bene, a Vesta, come tutto, una festa paesana. Paesana oppure dei pastoris, dei massaius? Femmina pure andata, in Sagaderedda. Quali punti stetius cantatori pruso che tanti prenus pruso coro e conca? Soggio. Manco tu Piras. Soggio e Piras, che era bello da scusa. Tu ci vusi in questa gara de Sausto? Legge fuori legge, certo. Cussa, ci vusi. Ascolta, a sfina se piccao sa vettura per muovere, ascolta, che con una gara? Con Babbo tu. Insomma, a Desolo, a San Luri, Seddori, Spira, Soggio e Pira, Soggio e Masala. Arte, natura e scienza. Certo. Poi devo usare tema,
Omini, Deus e Tempus, si è acabata, abbiamo cantato almeno una meta, abbiamo cantato uns 4-5 horas questa gara. Non fu di commenti mai questa No. gara voi? No, Meta prolunga. meta per lungo. Fatto, con che letto mi dà scurto. Ancora? Così mi tu? Scusa, Tra su palcu e sa gente, commente puru tra sos poetes chi ana sa cadrea in su palcu, bada semper filos cuados, chi danghene su buonu risultato e una gara. Duos massimamente. Sa risposta e sa gente a su chi si cantata, sia chi zocche de sa manos o chi s'abbarre da sa muda, e sa amistade o sa rialia chi veste tra chi e cantata. Siamo in noi con su numero 2 del suo comune Seui, Stefano Gavviano, e numero 1 della street band, sa banda musicale che sta facendo sciascio in tutta la Sardegna. Ascolta, tu commenti sindico, moi, este sa orta de Tresi, che l'ompinti poetas in vita tua in Seui. Come ti mai questa cosa? Per fare su in mano delle amministrazioni ci da sfendo ad attirare ogni anno. È stato un orgoglio umano, panoso, hanno tornare hanno dato piacere per questa cosa, questa storia nostra, queste tradizioni, questa cosa che dipende da 100 metri in vita, è una tradizione che voglio seguire fino a che non c'è davvero, è sempre bello a convidare a Bruno Agus e ai poeti della Sardegna. Siamo in noi con Bernardino Boi de Stressili, intervenuto de Stressili, Erlompio a Seui, per questa gara entro de Nicola Farina e Bruno Agus. Siete di punti parto, Bernardino? Vero che è stata una bella gara e poi si è contento del suo pubblico, c'era un pubblico abbastanza interessante. Considerai che in poco luogo su al pubblico meta, poi può essere in questo periodo c'è un bello pubblico. Ascolta, tu prima a microfono sul morto mi fui contento, uno conto meta curioso. In su mese aprile del 1978 si stati testimoni dell'ultima gara di Ziuiras in Montresta. Non si conta a questo punto? Sì. Allora, devo punare che le gare mi punti sempre in braccia, se devi giocare più piccolo. Poi è capitata questa occasione che fui studiando in questa zona e lui a festa di Santo Cristolo e dove questa gara Piras e Soggio e quindi non ti poteva fare a manco di andare a disintendere. È stata una gara bella, accanto Piras gli ha rimarcato parecchia portas che adesso fu finendo ormai, che probabilmente fosse l'ultima e lui la gente finse prangendo che poi in Montresta a Piras Giulianta in meta, poi stanno anche ad esordio pure a Montresta, quindi che sia ad esordio e fatto l'ultima gara in Montresta. Infatti mi pare che in giro di un mese si fu molto. Un mese e maggio del 78. Si fu molto. Ascolta, a ne nasce questa passione tua per questa gara poetica? È stato un babbo tu o calencuno per un anno tu? Ma poi sta un istinto naturale, poi a me mi è sempre braccia di piccioccheddo. In questa pillicetta, a questo tempo, stiamo vedendo degli anni 60, a porta proiettante sul cinema o ci vuole il poeta, poi sono stato. E mi ricordo che tutti i picciocchetti si orientano sempre sul cinema, e invece a me mi piace più sul poeta. Già mi la pregunta a si suonare, però li sempre ascoltavo. Ornella Piroldi, Sadilesa, l'ompia in Seui, posa ascoltare questa gara. Fuori da limba un pago, che avesti stati a difficoltà o a stento che alcuna difficoltà a ascoltare due poetas che non funti de limba narauso de origine campidanesa come essa tua, ma locudoresa. Stento che alcun problema? Fu da tutto un esercizio di concentrazione. Calencuno vuoi mi dà perdio, ma perché tutto che già stai ribao già tutto. Tutto su significa narauso e ste ribao. E testi stettia s'ammolla narauso potevi aggradire i poetas a locutoresus. Perché tutto babbo mio. Ad incominciato, grazie a babbo mio, poi incominciato a leggere
Sa Mondana Commedia, Peppino Mereu e tanto ho cominciato a mi interessare questa lingua sarda. E tutto un giro che è arrivato, penso se moi, quando fu pittica non fu da Icci, però in moi mi spazio, è troppo spazioso, va vero? Grazie Ornella. Grazie. Non nego a sa virtude su valore. Ma celtas cosas pero las iscalta. Proghi su vizio sia da una volta no è sempre chi causa dolore. Come prima mannato su tenore a cantare a bocche più alta. A questo puro giuzze di noghe, capo su viscio e abbasciare saoghe. E tanto chi bila al selde e continua non si intende bene in questo zassu. Calchi poete vi che paladino e cantende alle straia su basso. Virtuoso ja vi baro ore sassu ma su visciu aiada de suinu. E quando da su visciu apretaiada ne manco sa garande con cruiada. Come non sia Almeda curioso, ammenta di chi non so distratto, caro resasso a cantare adatto e a vi profondo e melodioso. El vero che vi meso vicioso, però ammira sa fama chi s'ha fatto. Con sa virtude non so è sicuro che con sa fama denza stu è puro. Si barore tenia giudicio da quando vidi in prima gioventù. E bidu a purudo ogni sacrificio da quando vidi ancora mesurude. Ma sa fama si fa che da sa virtude non si l'ha fatta mai da sufficio. Cagando barore sui in lutta stada, anzi scusa virtude si guastada. Ma due puro alzato te sicura chi è poeta nel sagadrea ha una virtude ne spronatura però calchi visciu puro di lulea. Si da baida bene a sa figura come veni da conca calchi idea. Mi rende di Nicola sa pancetta tu ed nel sufficio e sa furchetta.
Ma Bruno isculta a misa regionu Tannoreio oneli da farina Addomo mea grassa dia vicina e con coro di vatto un dono cabroite e marranzo in coghina a povertù de guocono e si benissimo Bruno so sicuro in un mese in grassa stu e puro. Seusu a s'accabu de sa gara poetica chi sesti tenta in seui intro de Bruno Agus con Nicola Farina e seus con Ignazio de Cannas. Ascolta, a sa gente tua in seui, a sa famiglia tua, dinanta sa famiglia de Moretti. Non si può scontare su poeta di questa famiglia Moretti. Ma Moretti diventano già babbo. Quando vorrei cursi amici, a picciocconi, si dispragia da sempre scurtai poeta, sempre da via, si avveniva su scroccioli. E poi questo diventa posto, a babbo diventa posto Moretti. Hanno fratello e babbo diventa posto Randazzo e a un altro a Antoni Congera diventa posto Tucconi. A babbo si danno sempre per esauto e veniva a Antoni Congera Tucconi. A esatto sono pago per lo spago, poi diventano un gioco altro su ambito sturo. Ascolta, tu ho riscontrato tu che Moretti fu un poeta a mano, uno di strumano. Veniva da Snuraches, di nome veramente che baliata. Ci oliatoi che le conai. Calencuno come te Moretti. Grazie Ignazio. Seus con Luiso Murgia, de Seui, e usu è sta appena accabata sa gara. E da Sparta Luigi questa gara intro de Farina e de Agus, de Bruno. È una bella gara. Poi il tempo del seguito si può dire brutto, bisogna voler intendere che non intendo tutto su Meri, però è una bella gara. E da Sparta su pubblico? Bello, come sempre in vita tradizioni e gara, hanno pubblico che si ribau devora spuro, de vita a costau. Interessato è un pubblico competente, poi sta scinti su cui scurtendo. Apprezzano a me da su chi cantano i poeti. Un'altra cosa, tu hai fatto in un mese aprile del anno passato una tesi di laurea in pissu dei attitudini e te tua gatta in paragoni confronta a sa poesia improvvisata. Beh, attitudini puro, cosa che qualcuno non è cosa non improvvisata, ma si chia e cosa intendi a tre volte, se magari ripeti, è improvvisato e tutto. Quindi è una tradizione punti femmina a cantare, non uomini, però è sempre una cosa improvvisata, quindi è poesia questa pure, poesia arte questa pure. Grazie Luis. Seus con Antonia Nedda, dottori, Zeuesu e ribau de Casteggio così gosai sa gara poetica. Una cosa c'è da noi. Antoni esti figlio di una grande attittadora, zia Luisa, una grande attittadora che ha cantato molto ormedasa in vita. E t'è nata questa gara poetica? Castia si dice a mamma e mi ha raccontato da la prima volta che mamma mi ha portato a intendere una gara in piazza, quando si andava con le scadiredde. Ti dà racconta questa gara che ne due punti e che ne punti spoeti? Magari proprio che ha avuto questa gara di Piras e Soggiu, un po' mezzo agosto. Questo è su 68, legge e fuori legge. Magari che avevo proprio questa, teniamo 6-7 anni, su 59, 8 anni. Sì. E ha regolato mia scusa e mi ha portato a mano picata, mamma. Può fare compagnia, babbo non fu di stanco, Saddi non fu possibile andare, mamma si dava lì ad ascoltare questa gara e a piccare a me a mano piccata e mi ha portato e fu stata la prima volta
E da tanto, dopo non la sapevo mai più abbandonata. E spero non la abbandonare. C'è di qualcuno poeta che agradece dei per dei altri? Beh, 2 punti in mano, certo. Gara de Piras andava puntando una variga, non medas. E quando canta Piras, toccava la bocca aperta. Però dopo che quando su traggio puro de soggiù, forse si fu di uno spruschi appassionata. Con questa imponenza che tenia a cost'uomini, mo si adannai televisivamente questionando che bucava lo schermo, attirava l'attenzione, fino a che non essere buffio. E poi fu di nome imponenza che sa gara da portare, tenia da fueddus, bellus, e rimas sempre perfettas. Un soggiu, dai. Sai de Zeui, commenti ad sempre aggradessi i poetas? E noi c'è stato sempre una tradizione manna. E poi c'è stato il cantatore spuro, cantanta in occasioni de festas, coias, ci vuole gente appassionata. Poi in un momento importante a gara è sappuster di questa gara, quando si indichistiona con gli esperti. Poi quando non è non è gara, che non è analizzata, non raccontisi in preno, ti manca da una parte, devo giovane puro, però mi pragia da intendere su in 40 gussi. E de questo imparasa e tavu sa gara, sa importanza, is cose che contanta essa gara. Oltre a su maestro Mannu che ha dentro, con il professor Bellonca, non fate vos cose da scuola, ma in s'analisi che nos ha fatto comprendere che di più sciaira sa gara e a su poeta. È una cosa che mi narrà sempre, buoni d'indenante Antoni, e castiato un facci, come te scantendo di sottata, castiato diretto un facci, e tanto bisi, tutta sa forza, tutta sa gana che ci poniti, d'un tendesi, che ti ponis accanto, intendesi queste cose. Quando di fronte a me la gente gratta m'ho fatto sa gara improvvisata.